Buongiorno, Alessandro Veneruz, allenatore degli amatori Strassoldo Alcolica. Mister, ci fai un'analisi della stagione? Allora, diciamo che la stagione non è partita al meglio perché causa Covid abbiamo affrontato un girone difficile per la nostra squadra, in quanto noi veniamo dalla terza categoria e abbiamo affrontato squadre di prima o di eccellenza, quindi avere una squadra contro di 2 o 3 categorie più alte è stato difficile e è difficile motivare anche i ragazzi a giocare, visto che i risultati non sono stati positivi. Però hanno risposto bene, quindi andiamo avanti. Credi che in campo amatoriale siano importanti i moduli di gioco? Ma io credo poco nei moduli. Il modulo è iniziale e poi fantasia ai giocatori. Bisogna vedere anche chi si presenta in campo a livello amatoriale. Ogni partita non c'è la stessa squadra, quindi è un po' difficile. Anche in campo amatoriale si hanno grosse difficoltà a scegliere chi far scendere in campo o la decisione è più facile? È più facile se, come quest'anno, abbiamo problemi di lavoro, di cambi di partite, quindi non avendo la rosa al completo diventa più facile. Secondo te, come si fa a tenere unito un gruppo di calciatori amatoriali? E la differenza la fa il gruppo, devono essere i ragazzi a fare gruppo, essere amici anche fuori dal campo, dopo viene tutto più facile secondo me. Un saluto alla mia squadra, un in bocca al lupo per questa partita e per le prossime partite.